15 kg di carne, 50 di verdure, 2 quintali di patate, 26 kg di pasta e poi forme di formaggio e vasetti di passata di pomodoro. La generosità diventa concreta nelle cassette che la CIA di Padova ha donato alle cucine economiche popolari, frutto della solidarietà dei cittadini consumatori che acquistano i prodotti agricoli nei mercati contadini della provincia. Noi abbiamo deciso all'interno dei nostri mercati rionali, i mercati agricoli che gestiamo nella provincia, nel comune, nella provincia di Padova, di aprire uno spazio di solidarietà e di generosità verso le persone meno abbienti, una solidarietà diffusa che è un indice anche di una gentilezza d'animo della popolazione padovana che si concretizza poi in atti concreti come la consegna di oggi. Da 141 anni le porte delle cucine di via Tommaseo sono aperte agli ultimi della città e vivono grazie all'impegno della Chiesa di Padova, ma non solo, sottolinea il vescovo Claudio Cipolla nel ricevere la donazione all'interno della manifestazione Ghetto in Fiore. Questo credo che sia un segno di un aiuto, ecco, di cui proprio c'è bisogno, ed è bello che una città si esprima così. Anche se prevalentemente è la Chiesa che si sta attivando, ma lo facciamo anche dando il merito a tutta la città, perché effettivamente i cristiani sono tutti cittadini, quindi occorre vivere insieme come un regalo che la città fa a chi è povero e chi è in difficoltà. Una solidarietà che le cucine popolari toccano ogni giorno con mano per le 300 persone che entrano in questo luogo di accoglienza e carità. Noi abbiamo la fortuna di poter godere di tante persone, ecco, che si ricordano di noi. Quindi questa è la cosa bella, che le cucine riescono ad essere un polo, ecco, che attrae tanti aspetti positivi. Questa è una cosa che mi piace appunto sottolineare, perché noi abbiamo bisogno di tutti. Ecco, e stiamo in piedi proprio perché tanti si ricordano di noi.